Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del Napoli. Rimanete fino alla fine del video per scoprire di cosa si tratta. Raj Nainggolan ha rilasciato una lunga intervista a Sky Calcio Unplugged, affrontando diversi argomenti, tra cui l'attuale stagione di Serie A. Se mi aveste chiesto all'inizio dell'anno chi avrebbe potuto vincere lo scudetto, avrei sempre risposto l'Inter. Hanno una rosa superiore, sono quelli che giocano meglio. Hanno preso dei giovani di qualità, come Esposito, ma ci sono stati pochi cambiamenti in difesa. Hanno fatto bene. I nerazzurri sono stati i più forti. Nessuno è riuscito ad avvicinarsi. Napoli e Milan ci sono andate vicine, ma non hanno la costanza dell'Inter. Questo non mi sorprende. Eppure hanno vinto con 10 punti di scarto. La differenza sta nei giocatori. Thuram è stato criticato, ma nelle ultime partite è tornato a giocare come al solito. Il Milan, invece, sente la mancanza di Leao, gioca, ma non fa la differenza. Nei momenti decisivi, l'Inter ha reagito meglio. Il Napoli si affidava a Lukaku, ma ha subito un infortunio importante. I nerazzurri hanno esperienza, sono abituati a vincere, sapevano cosa fare per vincere. Come valuti la stagione della Roma? È difficile da giudicare, è incostante. Non mi piace il loro stile di gioco. Dybala, che dovrebbe fare la differenza, sta giocando meno del previsto. Stanno facendo bene, ma per me la Roma non può mai uscire dalla zona Champions. C'è un Nainggolan oggi? Mi sono sempre rivisto in Barella, in tutto quello che fa. Magari segna meno gol, ma quando segna, segna in modo perfetto. Io ero un giocatore il cui ruolo era quello di aiutare i compagni a giocare meglio. Che sia in campo o meno, la differenza si sente. Non ha iniziato benissimo. Non si può criticarlo per una brutta prima metà di stagione. Ci aspettiamo sempre molto dai giocatori forti, ma se gioca 50 o 55 partite all'anno, ne fa bene 4 e commette 2 errori. Nessuno se ne accorge. Se arriva un periodo in cui gioca peggio degli altri in 4 o 5 partite, allora si parla di un'altra stagione. Per me è sempre adeguato in ogni partita che gioca, ma ci aspettiamo sempre una prestazione da 8 stelle. Di chi è la colpa quando si perde? Di Barella e Thuram. Sarà sempre il migliore. Cosa ne pensi di MC Tominay? Non mi piace. Segna molti gol, ma in termini di creazione di gioco. Segna sempre 12, 13, 14 gol, ma se deve creare un'azione non ha la tecnica per giocare tra le linee. È un giocatore mediocre. In prima squadra ero migliore di lui e di Çalhanoğlu, ma metto Barella sopra di me. De Bruyne e io, invece, siamo diversi, ma mi piace molto. Vede cose che gli altri non vedono, quindi lo metto sopra di me. Preferisco me stesso a Rabiot. Koné e io non siamo nemmeno paragonabili, ma se mi parli di Modric, è sempre stato tra i migliori al mondo. Il migliore di tutti i tempi per me è stato Dembélé, poi vengono Xavi e Iniesta. Qual è la tua opinione, tifoso? Sei d'accordo con lui? O no? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!